Si intitola Tarab, termine arabo che esprime la gioia e la beatitudine, in questo caso di chi ama la musica. È il nuovo disco di Mia Martini pubblicato nel trentennale della scomparsa della grandissima artista. A curare il produttore artistico Maurizio Piccoli, paroliere, compositore e musicista veneziano, grande amico di Mimì che ha collaborato a lungo con lei. Produttore esecutivo è invece Massimo Massagrande. Devo dire che, è stato, in qualche modo rivoluzionario, il concetto alla base appunto di questo album, che, annovera appunto tra i 18 brani che sono presenti nel vinile e anche nel CD, annovera delle vere e proprie chicche, cioè inedite. Una nuova primavera dopo quella strappata nel maggio 1995, l'album è stato presentato al grande albergo Ausonia Ungaria del Lido di Venezia. Molti brani sono brani famosi che comunque, sono, registrazioni originali tratte appunto da, provini oppure, diciamo, registrazioni live, e quindi sono in qualche modo interpretazioni originali anche queste, sui quali è stato proposto un nuovo arrangiamento con dei suoni molto nuovi. Un omaggio, un culto per i collezionisti nato proprio a Venezia. Il progetto è nato qui a Venezia. Quindi è un album assolutamente veneziano, un album al quale hanno partecipato, tutti i musicisti veneziani.